fa freddo dentro di me, mentre vivo i miei giorni veloci senza di te. Il mare dentro il mio bicchiere, troppo piccolo. Un po'... è un po' una bella storiella. Sì, è una storia di uno che rimane intrappolato in un assassino e non può lasciare quest'isola. Chissà qual è l'isola. Poi. Chissà poi. Sai, non si sa. Allora, io ti faccio una domanda. Ho sentito il tuo album bellissimo, poi tra l'altro abbiamo viaggiato insieme questo pomeriggio qui nel venire in trasmissione e ho sentito tutte le canzoni. Ho visto che ogni canzone ha una sua storia, ha una sua sonorità, ha un suo mondo e ci sono tante storie raccontate. Raccontiamo un'altra storia contenuta nell'album, ma spieghiamo anche ai nostri telespettatori. C'è un'altra storia che ha a che fare col denaro, infatti si intitola Dio Danaro. Di cosa cioè parla del denaro speso bene, speso male? No, del denaro che non rimane mai in tasca, perché nessuno ne ha mai soldi. Quindi... Perché si dice che i soldi non sono mai troppi, no? Allora, noi musicisti in genere, gli artisti in genere, hanno un rapporto strano con i soldi. Non ne hanno mai. Non c'è allora, mai una lira. Allora io una sera, tornando a casa, ho messo davanti le mie banconote guadagnate dopo aver suonato, ho detto, ma voi chi siete? E loro mi hanno detto questo. Sai, io sono un animale che striscia saltellando in mezzo a voi. No, voi non mi fate pena, perché per voi io sono eccezionale. Gavino Riva, altra storia, l'ultima dai, perché sono curiosissimo. Un'altra storia, raccontiamo un'altra storia. Abbiamo parlato di denaro, abbiamo parlato di un'isola che non abbiamo detto qual è l'isola, ma insomma immaginate voi quale potrebbe essere. E adesso di quali altre storie sono contenute poi all'interno di quest'album? Ce n'è una che a me sta particolarmente a cuore, che si intitola Malindi, che oggi stranamente va anche di moda perché stanno succedendo delle cose in Africa. È una storia che tratta di pedofilia, che è una cosa che a me fa abbastanza impazzire, che ci siano delle persone che vanno in giro non per godere il mare o per godere il sole, ma per godere anche di altre cose. E questo fa così. Uomini, uomini, uomini piegati, uomini schiacciati fra le pietre, il sole e il mare, pietre da portare, pietre da tagliare, pietre che hanno visto tutto il bene e il male, bimbi che già conoscono la malinconia, bimbe che quando è sera le vedi portate via, quando la notte scende l'inganno cresce su queste strade, penso che poco mi importa se adesso qualcuno dovrà pagare. Grazie Gavino, bellissimo. Ecco, grazie per gli applausi che giro molto volentieri all'amico Gavino Riva, il quale ha creato questo disco in modo molto insolito. Tra i 1000 lavori che fa un artista irrequieto e ribelle, una volta hai scelto di guidare un camion che trasportava detriti e le discariche. Ha voluto anche fare questo, come tutti gli artisti on the road, avrebbe detto Kerouac. E ha scoperto che esistono gli strumenti della terra, gli strumenti della vita quotidiana, dai quali è nato un disco di grande passione e di grande emozione. Il tuo disco si chiama Canzoni dal basso. Canzoni dal basso. E dall'alto di una terrazza cosa ti piacerebbe osservare? Bella domanda. Eh sì, è mia. Dall'alto di una terrazza mi piacerebbe osservare il mare. Ho un bel rapporto col mare. L'ironia è una tua naturale espressione. Cosa ti diverte con maggiore facilità? La semplicità. La semplicità è la cosa che mi piace di più, che mi appassiona e mi diverte. I bambini. Di musica si può vivere in Sardegna? Come si recuperano i soldi per una vita d'artista se non sei un grande nome? Facendo altri lavori, naturalmente. Non si può vivere di musica in Sardegna. Non si può vivere, mi dici? Secondo me no. Almeno per quanto riguarda il mio modo di fare musica. Poi ognuno è libero, sai, la musica ha molte fasce. Per qualche verso te l'ho chiesto prima, nella tua prolusione, quella che precede la presentazione di questo disco molto originale, che prego gli amici 5 Stelle di ascoltare e poi riascoltare. La seconda volta vi piacerà molto più della prima, fa riferimento a strumenti insoliti, vibrazioni che nascono dagli oggetti della vita. Come si traduce tutto questo in musica? Nel dualismo. Il dualismo è una cosa che
tu vedi che però poi nasconde un'altra faccia, è come la luna. Un basso può suonare come una chitarra e una pentola può essere una percussione. È tutto lì. Le pietre, sai Sciola? Pinuccio Sciola, sì, le ha fatto un litofonie. lavoro bellissimo. Un lavoro straordinario che in qualche modo apre nuove frontiere, nuovi orizzonti al mondo della musica. Tu hai scelto una vita da ribelle, una vita insofferente, che sarebbe piaciuta a Bukowski. Alla tua tenera età fai pubblicamente, chiedi scusa a tutti o ritieni di aver semplicemente assecondato il tuo estro naturale? Non credo di aver fatto una vita da ribelle, penso di aver cercato di essere me stesso. Se poi ho avuto dei contrasti con delle persone, fa parte del gioco della vita. Quale canzone di questo disco ritieni più vicina al tuo essere? Non so, non si può odiare o amare più un figlio, sono tutti figli miei, mi piacciono tutti perché parlano tutti di cose che ci interessano, mi interessano particolarmente e penso che interessino la maggior parte delle persone. Non ho una preferenza. Gavino, ci parli sempre di questo richiamo ancestrale che l'Africa esercita su di te, della tua voglia di vivere nel continente nero. Facciamo una citazione di Edoardo Vianello, ma ormai è troppo tardi. Spiegaci meglio questo male d'Africa. L'hai beccata. Il male d'Africa penso che sia insito in ognuno di noi, che l'Africa, almeno archeologicamente parlando, è la madre di tutta noi, della nostra umanità, quindi siamo tutti un po' africani dentro. In qualche modo è la nostra storia, la nostra radice. Sì, siamo tutti. Anche quelli biondi con gli occhi azzurri. Sì. Sono molto neri dentro, Okay. sì. Il basso è uno strumento fondamentale in una registrazione musicale e spesso è in qualche modo ingiustamente sottovalutato. Quando hai deciso di suonare il basso e quali altri strumenti suoni con perizia? Il basso l'ho suonato per pigrizia, perché io ho le mani grosse e la chitarra c'ha troppe corde e quindi mi piace più. E poi mi piace molto il ritmo. E quindi mi piace anche divertirmi con le percussioni, appunto, come ho usato largamente in questo disco. La mia ultima domanda, se mi permetti Gavino, ti scava a fondo. Cosa vorresti dire a tuo figlio quando sarai vecchio e sentirai il bisogno di trasmettere in qualche modo un'eredità interiore? Non gli devo dire niente. Mi piacerebbe che aprisse un giorno la porta di casa e facesse un bel respiro davanti al mare. Bolingo, vero sentimento, bolingo, vero sentimento, bolingo, vero sentimento, bolingo, vero. Signor, la rabbia è un sentimento che a stento sai, signor. Io mi trattengo e scusa, signor. Tu credi che la tua vita sia más importante, ma se ti giri è già finita. Bolingo, vero sentimento, bolingo, vero sentimento, Sentimento, bolingo, vero sentimento, bolingo, vero. quanto amore sulla mia pelle che è segnata come un torrente, con dei solchi così profondi da nasconderci sentimenti che si lasciano maturare e li puoi cogliere ogni stagione, perché Bolingo, non ce n'è una in particolare. sentimento, Se c'è il Bolingo, tempo per amare, sentimento, non ce n'è una in particolare di stagione. sentimento, Se c'hai il tempo per amare, e quanta strada, Signor, che in questa terra bisogna fare, e quanta pazienza, Signor, per andare a lavorare con todos la gente del mundo que se ammazza per il pane, con todos los niños del mundo que quiere comer, porque tu, Señor, non ce la fai proprio a maturare.
perché tu, signor, non ce la fai proprio a non rubare. E se c'è il tempo per amare, non ce n'è una in particolare di stagione. Se c'è il tempo per amare, non ce n'è una in particolare di stagione, ai, e rumba mamma. Non ce n'è una in particolare, bolingo mamma, di stagione, bolingo mamma, bolingo mamma, rumba mamma, rumba mamma, bolingo mamma, rumba mamma. Non ce n'è una in particolare di stagione, se poi pensi, se c'è tempo. Gavino Riva, Gavino Riva.